Negli ultimi 5 anni in Italia hanno chiuso 3.339 edicole. In provincia di Padova erano 246 prima della pandemia, ora sono meno di 200. Ecco perché nella notte delle edicole questi presidi di cultura e di coesione sociale hanno tenuto le luci accese e le serrande alzate. La situazione è al limite, servono aiuti e sostegni, a partire dal rinnovo dei contratti con gli editori, fermi al 2009. L'edicolante, ad esempio, per ogni quotidiano venduto incassa pochi centesimi di euro. Le richieste sono chiare. Il rinnovo contrattuale editoriale che è da 20 anni che non viene rinnovato. Sostanzialmente chiediamo 10 centesimi ogni pubblicazione che c'è in edicola. Chiediamo anche che la nostra categoria venga messa nelle categorie dei lavori usurati e chiediamo di non essere più l'ultima rotta del carro, che a livello editoriale, quando arrivano i fondi dal Dipartimento dell'Editoria, dal Ministero del Dipartimento dell'Editoria, a noi arriva solo le briciole. Inoltre le edicole chiedono al governo che il credito d'imposta riconosciuto per chi sostiene spese per l'attività diventi definitivo e una nuova rottamazione delle licenze con accompagnamento alla pensione degli edicolanti sul modello dell'anticipo di pensione ottenuto dalle aziende editoriali. Prossimo appuntamento il 21 novembre, quando le edicole chiuderanno per sostenere la manifestazione nazionale che si terrà a Roma.